in via Aquileia c'è anche il signor Gabriele di VitaFit, un'altra realtà commerciale che ha bisogno di luce, che ha bisogno di traffico, che ha bisogno della vitalità di via Aquileia. Una vitalità che ha dimostrato qualche gamba zoppa ultimamente, diciamocelo. Ma sì, negli ultimi anni, soprattutto dopo che è stata rifatto appunto il manto stradale, quindi tutto quanto il porfido, e quindi si è deciso di trasferire l'unità urbana per quanto riguarda, diciamo, gli autobus in altre zone. La via ha un attimino accusato di questo passaggio, quindi c'è un mancato passaggio rispetto a quello che c'era sicuramente pre 2019, insomma, ecco, che è l'anno in cui appunto sono stati fatti i lavori della strada, insomma. Questa azienda da quanto è presente? Noi siamo qua da 22 anni esattamente, quindi avete già una piccola grande storia. Sì, esattamente, è un'azienda ormai storica, diciamo un punto di riferimento anche qua per tutta la città e la provincia di Udine. Che prodotto offrite soprattutto? Sono prodotti tendenzialmente, diciamo, per sportivi, ma comunque, diciamo, mi piace definire che questo è un negozio un po' per tutti, quindi è un negozio che fondamentalmente può entrare sia lo sportivo ma anche chi ha problemi a livello alimentare, diciamo un'utenza che comunque si rivolge a dei nutrizionisti, e quindi ci sono delle varie soluzioni, insomma, a livello di salute, ecco. Se dovessimo dare un input agli amministratori comunali di Udine, cosa potremmo chiedere loro? Sicuramente un pochino più di sicurezza, questo è quello che io vado un attimino a chiedere, perché negli ultimi anni, diciamo, la cosa è un po' sfuggita di mano. È chiaro che l'influenza, diciamo, di vie limitrofe dove c'è la presenza di persone straniere si sta un po' allargando, e quindi questa è una bellissima via, come anche via Roma o altre vie, diciamo, che voi conoscete già, ma diciamo questo è il fattore sicurezza molto importante. La seconda cosa è sicuramente, diciamo, più traffico proprio pedonale, e quindi la presenza di più persone su questo territorio qui, ecco. Grazie Gabriele, simpatico come Gabriele Cioffi, ma invece è Gabriele di VitaFit via Aquileia. Grazie a voi.